Ed eccoci a Calusco, da si inaugura ufficialmente la stagione Renato Fontana, Polisportiva Caluschese, per l'appunto tantissimi amici, tantissimi atleti, un'edizione da record. Ma mi sembra davvero una edizione da record perché sono iscritti 257 corridori tesserati, poi c'è anche la pedalata ecologica, la giornata è buona, è già 15-20 giorni che sta andando per il verso giusto, il terreno si è compattato bene e sono veramente contento. 32esimo trofeo Auto Ghinzani Memorial Papà Arturo, insomma tanti mesi di lavoro. Esatto, iniziamo il 1° novembre a pulire tutto il percorso, è un bel impegno, devo ringraziare anche tutti i miei collaboratori che ci dà una mano e ringraziare anche l'Auto Ghinzani che da 32 anni ci sta seguendo e ci dà una location veramente bella e devo dire grazie. Una delle gare sicuramente più importanti a livello nazionale, la più importante forse possiamo dirlo, ci sbilanciamo, tantissimi davvero gli atleti provenienti da ogni parte della provincia e non soltanto, è il percorso che piace tanto. Sì, infatti tutti quanti lo provano, poi magari ci troviamo, ne parliamo e sono tutti soddisfatti. È la prima gara dell'anno, il 6 gennaio, una data un po' anomala, però siamo partiti con questo 6 gennaio, la rispettiamo, l'Albo d'Oro parla a favore perché sono dentro veramente fior di corridori e andiamo avanti così finché ce la facciamo, teniamo duro. Abbiamo visto Marzio Deò, Oscar Lazzaroni e tantissimi papabili. Quest'anno il favorito di Renato Fontana chi è? Mirko Tabacchi che ha vinto l'anno scorso e Pettina Nicola sono qui anche loro, Ivan Testa aveva fatto terzo, con Marzio Deo ci sono 4 elite, poi c'è Valerio Domenico e qualcuno magari dimentico. Partiamo Renato? E ancora qualche minuto poi andiamo alla griglia di partenza e via, che tutto vada bene dai. Tantissimi gli amici ed è bello ritrovarsi. Franco Villa, insomma tu che poi sei cresciuto proprio in questa bellissima famiglia Polisportiva Caluschese. Sì, io sono cresciuto qui alla Polisportiva già nei giovanissimi, poi fino a categoria allievi, per poi approdare nei Fratelli Forza sempre qui di Calusco. Poi ho terminato perché avevo capito che non era il mio lavoro correre in bicicletta, sinceramente. Però nel mondo del ciclismo ci sei rimasto. Sì, nel 92 ho iniziato a fare meccanico alla Gatorade e ancora tuttora sono nei professionisti World Tour. Con la Dimension Data adesso attualmente passato all'NTT, proviamo ancora questa nuova avventura con il nuovo sponsor, speriamo bene di vincere qualche gara sinceramente. Ecco. Quindi nel mondo del ciclismo veramente ci sei, è il sogno, no? Questi sogni che continuano, che proseguono, che cambiano in continuazione? Sì, guarda, come tutti i ragazzi che corrono in bici vorrebbero passare professionisti, però purtroppo è solo per pochi e tu lo sai benissimo. Però sono stato anche fortunato di iniziare questa avventura nel 92 come meccanico e proseguire fino adesso, ecco, ritagliandomi tante soddisfazioni, quello sì. Sì, perché poi tantissimi campioni che diventano amici, insomma è bello ritrovarsi come dicevamo e qui insomma ormai è un appuntamento fisso, tanto atteso. Sì, è la prima del calendario mountain bike, diciamo, poi essendo di Calusco do una mano a Renato Fontana, diciamo un po' esternamente perché sono impegnato un po' per la squadra, un po' per la famiglia, ecco, quel mio poco contributo dai ci sono. Ci sei dalla prima edizione e l'impegno è tanto. Sì, l'impegno è tanto, ci vuole più di 1 mese e mezzo, 2 mesi, grazie ai volontari e amici di Renato che puliscono i sentieri su tutto il parco e ce n'è per i sponsor, grazie alla famiglia Ghinzani che dà la possibilità logisticamente anche come a livello di sponsor, diciamo. Ecco, siamo qui insomma, ecco, tanto di impegno, tantissimo. Franchino, percorso suggestivo e impegnativo, il punto cruciale qual è? Il punto cruciale, diciamo, i primi 6-7 km sono pianeggianti,
dietro i primi 6-7 km pianeggianti, poi si inizia a scendere verso Parco Adda per poi risalire sul culmine qui dei Verghi, che è molto impegnativo, e diciamo dopo i Verghi inizia la gara, diciamo vera e propria. C'è un tuo favorito? Beh, c'è Tabaci, quello dell'anno scorso, Mazio Deo spero, che è bergamasco, dai, ti siamo anche per i nostri, e poi vabbè dopo... E tu come la segui? Ma io adesso seguo l'ammiraglia, apri corsa, poi porto in giro il cameraman sul percorso per Il fare nostro Battista Merisio. Sì, Forever, sempre lui, Quindi dentro la corsa, Dentro la pronti corsa. per vivere ogni istante. ogni istante con lui al suo fianco.
Staccato il pedale. Ed è Nicola Spettinada a giudicarsi la 32esima edizione del trofeo Auto Ghinzani, una prestazione veramente assoluta, insomma dominio assoluto il tuo, sei partito e nessuno è più riuscito a starti dietro. L'inizio è stato un po', diciamo i primi chilometri un po' così così, però è una gara molto corta, quindi appena sono riuscito a prendere il comando con il mio ex compagno attuale amico Mirko Tabacchi siamo riusciti un po' a fare un po' di selezione e non ci sono molti punti dove attaccare su una gara così corta, quindi ho forzato un po' il ritmo sulla salita più dura e sono andato via, ho mantenuto quel pizzico di vantaggio che avevo preso e è andata molto bene, ecco, quindi sono contento. Ti aspettavi una prestazione del genere? Beh, speravo, sono venuto qua per fare bene, certo, non ero convinto di vincere, dico la verità, pensavo che Mirko fosse più combattivo oggi e lui ha pensato lo stesso, quindi è andata bene così, benissimo, è solo 6 di gennaio però la prima vittoria, quindi abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare. E accanto a te il tuo primo tifoso? Eh sì, mio papà che è esattamente quello che crede probabilmente più di me stesso, cioè che crede in me più di quanto io non creda in me stesso, quindi è giusto che... L'angelo custode insomma papà Claudio, che peraltro ha un passato, un trascorso da ciclista. Sì, qualche 30 anni or sono, ho corso anch'io su strada. Sì, è stata un'esperienza che è durata fino a 22 anni, dopo ho cambiato, sono andato a lavorare. Ecco. E chiaramente la tradizione. Faccio da tifoso e da accompagnatore a Nicolas. Quindi buon sangue non mente. Sì, questo sicuramente, ha preso la passione dai geni, quindi non potevo fare altrimenti. Quindi avanti così, la prima vittoria qui a Calusco d'Adda in provincia di Bergamo, e il resto della stagione come l'hai organizzato? Allora, è molto lunga la stagione perché a me piace correre fino all'ultimo, infatti questa è la prima e poi a novembre farò l'ultima, quindi è lunga, però la parte più importante sarà da marzo a maggio, e dove c'è diciamo, il periodo in cui ci sarà la qualificazione olimpica e l'Internazionale d'Italia, le prove di Coppa del Mondo, e poi ci sarà un breve stop nella parte centrale dell'estate e dopo col finale di stagione abbiamo le ultime 2 prove di Coppa, prima a Val di Sole e poi in Francia a metà settembre, quindi bisogna andare forte da marzo a settembre praticamente. Se in una parola dovessi riassumere la giornata di oggi, l'organizzazione di questa 32esima edizione? Ma operosi e poi generosi, anche perché le premiazioni, bisogna dirlo, sono molto ricche, quindi fa piacere quando la fatica viene anche ricompensata materialmente. Ecco. Il saluto di Thomas Spettinada. Grazie a tutti, ciao. Simona C'è, la prima delle donne, una prestazione davvero entusiasmante, incredibile, complimenti davvero, come stai? Ma devo dire che una vittoria inaspettata, perché proprio sono partita dicendo ok, come al solito ce la metto tutta, e poi pian piano ho guadagnato terreno finché ce l'ho fatta arrivare prima, quindi sono felicissima. Questa maglia poi così colorata, questi colori davvero importanti hanno reso ancora più illustro questa manifestazione, che vogliamo un tuo giudizio insomma, su questa gara, la più longeva peraltro d'Italia. Ma io è il primo anno che vengo a farla e devo dire che veramente molto bella, organizzata benissimo, il percorso mi è piaciuto e quindi sicuramente ritornerò perché veramente mi è proprio piaciuta.
Mirko Tabacchi ci ha provato fino all'ultimo, vittoria lo scorso anno, quest'anno secondo. Cosa ti è successo? No, niente, Nicolas Bettina quest'anno era più in forma dello scorso anno, io più o meno ho girato con gli stessi tempi dell'anno scorso, lui si è migliorato un bel po', giusto quello che gli serviva per vincere, ha vinto con 30 qualcosa secondi, quindi sì, complimenti a lui che è andato più forte. E per quanto riguarda invece la tua prestazione, insomma un giudizio anche sul percorso, visto che comunque hai avuto modo di testarlo lo scorso anno, è cambiato qualcosa? Sì, no, c'erano alcune varianti, mi hanno detto una frana e per dei lavori, ma a grandi linee è rimasto lo stesso il percorso. Sempre bello, sempre nervoso, non dà tregua, infatti è un po' una fortuna che sia così freddo, che non c'è bisogno di bere, perché su un percorso così nervoso sì, è anche difficile bere, insomma. Guardando avanti, prossimi impegni, prossimi appuntamenti, dove ti troviamo, dove possiamo seguirti? Prossima domenica il campionato italiano di ciclocross, dopodiché inizierò la preparazione per la stagione di mountain bike, dove correrò in tutte le gare internazionali qui in Italia e le prove di Coppa del Mondo in Europa. 10 vittorie, oggi però è sfuggita all'11ª, Marzio Deo, una prestazione comunque strepitosa, ci hai fatto emozionare ancora. Ma sono soddisfatto comunque della mia prestazione, il livello oggi era altissimo perché Bettina e Tabacchi, anche Domenico Valerio sono atleti di livello nazionale e non solo. E io ho fatto la mia corsa, ho cercato di rimanere attaccato al gruppetto di testa già nei primi chilometri, ma facevo fatica quando eravamo in tanti, poi sugli strappetti, quando c'è stato il primo traguardo volante, poi la salita dei Verghi si è delineata un po' la corsa, io e Valerio siamo rimasti a inseguire i primi due che erano già staccati e niente, fortunatamente sono riuscito ad arrivare ancora sul podio. Tutto sommato è andata molto bene. E guardando avanti, quali sono i prossimi tuoi appuntamenti? Ma adesso comincerò, sì, la stagione vera e propria la cominceremo a marzo con tutto il team, quando cominceranno le principali Gran Fondo e Marathon a livello nazionale. Io personalmente andrò in Messico alla fine del mese per una marathon e qualche giorno anche di preparazione in altura, visto che siamo oltre 2000 metri e niente, pian pianino faremo come tutti gli anni la nostra stagione. Simona Mazzucatelli praticamente si giocava in casa, è stata una gara davvero combattuta. È proprio giocare in casa che mi fa sempre paura, mi agita troppo, forse troppo. Sono partita bene, poi mi sono persa un po', seconda, però sono contenta. Guardando avanti, impegni, gare, manifestazioni alle quali ovviamente non mancherai, che ti piacerebbe portare a casa? Allora, quest'anno vogliamo seguire alcune gare importanti, tipo Garda, il Capoliveri Legend. Vogliamo andare meglio dell'anno scorso, ci stiamo preparando e vediamo cosa esce. Preda M5, fatica. Va benissimo così, la prima della stagione, la preparazione in questo momento non è al top, quindi va benissimo. L'importante era esserci perché è un classico per noi biker. L'ho finita senza patemi, non avevo velleità di classifica, quindi sono contentissimo. Penso che tempo per migliorare ce n'è. Michele Righetti, campione europeo a Calusco D'Adda, si comincia, pronti, partenza via. Resoconto finale. Resoconto finale, sì dai, no, mi sono divertito tanto perché è la prima volta che faccio questa gara, non sapevo dove si andava, cioè il percorso non lo conoscevo, però sono riuscito a stare con Oscar Lazzaroni, che lui abita praticamente qua, credo, cioè è di qua di Bergamo, e allora sono riuscito a fare una bella gara perché in discesa diciamo che mi guidava lui, ecco dai. No, mi sono divertito tanto e sinceramente non pensavo, perché è da un po' che non faccio gare, non sapevo a che punto ero perché non faccio preparazioni o cose specifiche, diciamo, ecco. Però dai, sono felice perché insomma sono andato bene, dai. E Oscar Lazzaroni, vincitore di categoria. Sì, oggi sì, abbiamo dovuto tra parentesi accontentarci della categoria, anche se fino alla fine è stato un po', me la sono giocata con Ivan Testa perché ero un po' più indietro e un po' attardato. La prima gara oggi ho sofferto tantissimi i primi 10 km, poi ho trovato un buon passo e sono riuscito a recuperare e quindi molto, molto bene, dai. Tra l'altro nella vostra categoria quest'anno un ulteriore premio speciale a ricordo dell'amico Luca Cavallo.
Sì, difatti ci tenevo anche per quello, era un grande amico e quindi ci tenevo anche a onorare la gara e quindi è stata una buona iniziativa e quindi buono. Renato Fontana, ci siamo terminata una manifestazione davvero da record, come avevamo detto, emozioni fortissime, indescrivibili. Adesso sono un po' più rilassato, all'inizio è sempre un po' paura che le cose vadano un po', però dai, è andata abbastanza bene, a parte una caduta qua al primo chilometro, poi il resto un bel numero di partecipanti, un nome che ha vinto forte e sono veramente contento. La gara è partita subito alla grande, insomma questa caduta iniziale, però poi si è svolto davvero tutto nella migliore dei modi, corridori agguerritissimi, questi bikers incontenibili. Alla partenza sembrano scatenati, poi vabbè, quando il numero è alto la difficoltà aumenta e poi l'imprevisto di toccarsi dentro c'è, infatti i due si sono toccati, però è andato bene tutto, poi 250 partenti, non è tutti assieme, è un bel fiume di corridori. Possiamo dirlo tranquillamente, la vostra è la gara più longeva d'Italia, che ancora una volta è riuscita davvero a sorprendere, insomma un grande staff, un grande lavoro di squadra. Dietro veramente c'è un grande lavoro, prima di novembre fino ad oggi, sempre attenti sul percorso, tenendolo sempre bene a posto. Devo ringraziare tanto i volontari dell'MTV Calusco, mio fratello che è sempre vicino. Comunque c'è tanto lavoro, però la situazione c'è e poi quando arrivi che senti parecchi corridori che si congratulano veramente del percorso è la cosa più bella che posso sentirmi. Alle nostre spalle le coppe, le targhe, i regali per i vincitori, gli omaggi. Allora, i primi 5 tutto con le targhe del 32esimo, poi a seguire fino al 10° premi in natura, i primi 3 società classificate, il primo raduno è quello più numeroso, poi c'è un po' di tutto e devo ringraziare anche Antonio Tonoli che ha messo su in ricordo di Luca Cavallo 3 bei bottiglie di vino e veramente una bella premiazione. Una gara nel ricordo chiaramente di chi ci ha lasciati, quindi anche tua moglie Renato e tantissimi amici che comunque continuano a essere presenti nei cuori di tutti. È vero, nei tempi purtroppo vengono a mancare persone, in primis mia moglie, ma anche presidenti di prima, l'Adriano Teli, quelli che erano sempre a fianco, il Villa, Luigi e parecchi altri collaboratori che ha sempre dato una mano, però la forza di andare avanti c'è ancora e andiamo avanti ancora, che io la passione non mi manca. Passione non manca, anzi la passione è davvero infinita e già stai pensando all'edizione del 2021? Speriamo sempre di trovarsi in condizioni buone e poi anche il tempo ha dato una grossa mano, se non c'è questo tempo qua purtroppo la gente viene a mancare. Colgo l'occasione per ringraziare ancora la famiglia qui dell'Auto Ghinzani che tutti gli anni si impegna a lasciarmi questo bello salone e poi ci aiuta anche nel portare avanti economicamente la manifestazione. 32 anni che ci sta aiutando e devo dire veramente grazie. E anche quelli che non voglio ricordarli tutti perché magari dimentico, però collaborano anche loro a livello di sponsorizzazione. Grazie veramente a tutti quanti.
chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.